Siamo a Rovigo per incontrare enti pubblici, associazioni di categoria sul tema delle comunità energetiche. A luglio del 2022 è stata approvata una legge all'unanimità in Consiglio regionale, una legge che porta la mia firma, per promuovere l'uso di questo strumento importante che sono le comunità energetiche. Il Veneto vuole diventare sempre più indipendente sul tema energetico e lo fa attraverso questo strumento importantissimo che coinvolge il privato e il pubblico. Noi su questo abbiamo messo delle risorse per la promozione e altre ne metteremo invece importanti per la costituzione delle comunità stesse. Il piano energetico vedrà sulle comunità energetiche uno dei cardini di sviluppo dei prossimi anni.